Ben ritrovati, l'edizione straordinaria, ripartiamo alle 17:30 puntuali, vi accompagneremo fino all'edizione del TG del Veneto, poi le nostre edizioni Venezia e Treviso e poi di nuovo dalle 20 alle 21 per l'ultima parte di questa edizione straordinaria. Una giornata importante quella di oggi, non solo soprattutto per l'ordinanza firmata dal governatore del Veneto Luca Zaia, e fra poco allora vedremo in sintesi cosa comporta questa ordinanza. Poi c'è il dato che verrà aggiornato fra poco dei contagi che purtroppo aumentano. Siamo oltre 4.000 casi positivi in Veneto e 131 decessi dall'inizio della emergenza, e come al solito insomma intorno alle 18:30 ci sarà il bollettino serale. C'è da registrare tra le vittime del coronavirus, ed è una notizia insomma che ha fatto un po' il giro del web e non solo, la morte dell'ex sindaco di Vicenza Marino Quaresimin, che era positivo al coronavirus. Un lutto che colpisce Vicenza, il mondo della politica veneta, lo vediamo qui, l'ex sindaco che guidò il capoluogo dal 1995 al 1998, dove era ricoverato da qualche giorno all'ospedale San Bortolo proprio a causa del contagio Covid-19, aveva 82 anni. L'ex sindaco di Vicenza Quaresimin. Immediate le parole di cordoglio da parte delle istituzioni. Vi leggo soltanto le parole di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, che dice: un uomo buono, una persona rara, un autentico galantuomo, un grande lavoratore, così ricorda Marino Quaresimin Roberto Ciambetti. E poi le parole di Achille Variati: ho preso con grandissimo dolore la notizia della morte di Marino Quaresimin, una notizia pesante per la nostra città, e lo è per me dal punto di vista personale, dice Achille Variati, sottosegretario all'interno e come sapete certamente, per tanti anni primo cittadino berico. Dunque un lutto che colpisce la politica in questa emergenza coronavirus. Allora vediamo in sintesi le parole di Luca Zaia di questa mattina, con la notizia del giorno, cioè la firma dell'ordinanza regionale sulle misure più restrittive per la circolazione. Allora sintesi della conferenza stampa di questa mattina. Ho firmato l'ordinanza questa mattina, quindi da domani cambiano alcune cose, o meglio, da ora cambiano alcune cose. Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi all'accesso di persone parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale. Scusate, leggo male perché non vedo bene. L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione, quindi monopattino, cavallo, skiboard, tutte queste robe qua, e lo spostamento a piedi in tutto il territorio regionale nei centri urbani e in territorio extraurbano sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti del combinato articolo 1 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 dell'articolo 1,1 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura indicati nell'allegato 1 del DPCM. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammessi per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale, e cioè comprovate ad esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità, oltre che per gli accessi agli esercizi aperti in base al DPCM. Eccolo qui. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria, stiamo parlando di passeggiate e footing, o l'uscita con l'animale per
di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore di 200 metri, con l'obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o di dimora. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, già oggetto di restrizioni per la normativa statale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti ai sensi del PCM 220 posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante fuori dal centro abitato. 1. Sono aperti nelle zone, vi faccio la sintesi, è consentito lungo la rete autostradale, quindi bevande, alimenti, i bar per capirci, e il buffet, gli autogrill sono aperti. B. È consentita limitatamente la fascia oraria delle 6 del mattino alle 6 di sera per quelli che sono extraurbani dei distributori, cioè la pompa di benzina che c'ha il bar per il caffè, dalle 6 alle 6. Non è consentita C nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano i centri abitati. Al fine ulteriormente di contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica al territorio regionale, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione dell'articolo DPCM, questo è l'articolo che diceva i generi alimentari possono sempre restare aperti, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno della giornata di domenica, quindi domenica tutto chiuso. Ferme le altre restrizioni relative alla vendita del dettaglio, si riconferma ai fini di chiarezza l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno, stiamo parlando dei punti vendita, dei locali ad un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Vorrei però darvi 2 o 3 dati, ho fatto in modo di darveli anche in maniera visiva. Come vedete sono 4.031 i positivi. Le persone in isolamento in Veneto in questo momento sono 12.432. Le persone in terapia intensiva sono 236 e i ricoverati 1070. 1070, ricordatevi questo dato. I decessi 131. Allora, stiamo crescendo, se anche in maniera non rapidissima, ma voi lo vedete, oggi siamo 236 persone in terapia intensiva, ma volevo soffermarmi assieme a voi su questo dato. 1070 è un grande ospedale hub, anzi direi che è un grandissimo ospedale hub, cioè noi abbiamo ormai pazienti ricoverati in infettive, in semi-intensiva, in intensiva, che cubano un grande ospedale hub, 1070 persone. Lo dico perché c'è qualcuno che forse non si è reso conto della gravità di quello che sta accadendo. Lo dico perché quando siamo chiamati giustamente dal governo a identificare dei Covid center, cioè dei ospedali Covid nel territorio, lo facciamo perché solo all'inizio abbiamo 1070 persone ricoverate. Ciò vuol dire 1070 letti rubati dalla degenza ordinaria, portati via più che rubati, sottratti alla degenza ordinaria e dedicati a una patologia che mai avremmo pensato di avere. Siamo in emergenza totale rispetto agli approvvigionamenti. Siamo in emergenza totale rispetto agli approvvigionamenti, che vanno dallo schermo, dalla visiera, alle mascherine, ai ventilatori e anche ai farmaci. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Non ci servono professionisti
ve lo dico io cosa sta accadendo negli ospedali, ve lo dico io cosa sta accadendo negli ospedali, visto considerato che passiamo tutti noi praticamente giornate intere a chiamare il mondo. Avevamo un carico che doveva arrivare dalla Svizzera di respiratori e c'è stato letteralmente dirottato presso altri lidi. Stavamo comprando degli respiratori in Cina e c'è stato letteralmente soffiato da chi può permettersi di arrivare con la valigia, con i contanti e a pagare, perché questa è la verità. Noi siamo preoccupati perché la chiusura delle frontiere, e diciamolo fino in fondo, il requisire tutto quello che c'è sul mercato per fare magazzino in un momento pandemico, voi lo capite che è naturale che il magazzino del mondo non sia tarato per una pandemia, è tarato per quelle statistiche, dati statistici di influenza, di HIV, di oncologia. Oggi ovviamente lo schema si sballa, peraltro sballa con un doppio problema, che alcuni farmaci che potrebbero dimostrarsi innovativi, che stiamo sperimentando e finendo di sperimentare a livello internazionale, non hanno quelle quantità sul mercato per affrontare una mole di pazienti come questi. Cioè, si dice che nel mondo ci siano almeno 250.000 persone infettate. Cioè, voi capite che i trattamenti, se hai dei farmaci che oggi rappresentano una quota di mercato infinitesimale, è così. Cioè, a voi sembra normale leggere una notizia che se è vera, perché ormai bisogna sempre dire così, se è vera, che un cargo americano è partito da Aviano con 500.000 tamponi realizzati in un'azienda di Brescia e noi non riusciamo a trovarli. L'hanno comunicato. Ditelo, a me non sembra normale. A me non sembra normale. Come non sarebbe normale che un cargo italiano partisse da New York o da Washington con un carico di tamponi per l'Italia portati via da un territorio che ha bisogno di tamponi. E ve lo dice un filo americano, non ve lo dice uno che ce li ha con gli americani. Però a me non sembra normale. Prima viene la salute dei miei cittadini e a me non sembra. Io mi metto nei panni del collega Fontana che viene a sapere che un'azienda di Brescia, se è vero, consegna 500.000 tamponi quando noi ce li danno col contagocce. Col contagocce. Ne abbiamo comprati 100.000, ce ne consegnano 5-6.000 ogni tanto e li abbiamo comprati in tempi non sospetti. La coda ovviamente sulla questione delle mascherine e dei tamponi, polemica di Zaia. Avete sentito in estrema sintesi il decreto, l'ordinanza prevede la chiusura di parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o siti che si prestino all'intrattenimento. L'uso della bicicletta è consentito solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità. Per le attività motorie e le uscite con l'animale, per le sue necessità, l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora non superiore ai 200 metri. I bar dell'area di servizio e rifornimento carburante potranno restare aperti lungo la rete autostradale e lungo le strade urbane principali. Per gli esercizi lungo le strade extraurbane e secondarie sarà consentita l'apertura dalle 6 alle 18. Non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento dei centri abitati. E poi c'è il punto: chiusura la domenica degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari. Restano aperte farmacie, parafarmacie ed edicole. È consentito peraltro l'accesso un solo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza. Ed è su questo punto che c'è un contrasto con una nota di Palazzo Chigi del pomeriggio che dice una precisazione circa alcune ipotesi circolate nelle ultime ore. I supermercati, secondo la nota di Palazzo Chigi, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana. Quindi c'è questa decisione, c'è questo parere del governo che contrasta con l'ordinanza, diciamo, del Veneto, ma anche di altre regioni, e cioè di tenere aperti supermercati, ipermercati e negozi di generi alimentari anche la domenica. Così non lo vuole il Veneto e così ha deciso nell'ordinanza. Bisognerà capire adesso, poi, quando ci sarà la decisione del governo, cosa accadrà su questo. È attesa per la serata, sono attese le misure restrittive del governo che potrebbero essere sostanzialmente
identiche a quelle del Veneto, bisognerà capire il punto riguardante i supermercati, quale contrasto ci potrebbe essere. Comunque, in sostanza, queste sono le decisioni che ha preso la Regione del Veneto e sono già operative. Allora, adesso ci collegheremo fra pochissimi secondi con il sindaco di Vo, Giuliano Martini, e mentre ci colleghiamo con lui vediamo proprio il servizio relativo a una giornata particolare per Vo, ormai a un mese dall'inizio dell'emergenza, e sentite perché è una giornata particolare. Era morto il 21 febbraio scorso all'ospedale di Schiavonia, neppure il tempo di correre in terapia intensiva a Padova. Adriano Trevisan, 78 anni, il pensionato di Vo, prima vittima del coronavirus in Veneto. Si è atteso che tutta la famiglia uscisse dalla quarantena e poche ore fa il suo corpo è stato accompagnato al cimitero di Vo Vecchio e benedetto prima della sepoltura. Sulla sua morte indaga la Procura di Padova, che ha affidato un incarico a un virologo dell'ospedale Sacco di Milano. E proprio in queste ore, ironia della sorte, il bollettino quotidiano della Regione Veneto segnala, dopo giorni di 0 casi, un nuovo contagiato in quello che è stato il primo cluster della Regione, sottoposto a 14 giorni di stretto isolamento. Il presidente Zaia spiega che tutto questo rientra nella fisiologia e che Vo resta la realtà più pulita del Veneto. Parla di normale gioco del virus anche il sindaco del comune padovano. Qui i controlli stanno continuando. Dall'indagine epidemiologica in corso, gli studiosi puntano a ottenere nuove armi per combattere il virus. Servizio di Chiara Gaiani, noi abbiamo proprio in collegamento il sindaco di Vo, Giuliano Martini. Buon pomeriggio, quasi sera. Buon pomeriggio a voi. Allora, sindaco, abbiamo sentito insomma anche nel servizio di Chiara Gaiani anche le parole del governatore Zaia. Questo nuovo caso positivo a Vo deve preoccupare, non deve preoccupare? Cosa ci dice? No, non deve preoccupare assolutamente. Non ho in questo momento voci ufficiali, in quanto a noi sindaci ormai non è più dato sapere, in caso di positività, il nome delle persone, quindi noi non lo sappiamo. Per cui però immagino che potrebbe essere una persona già inserita in un nucleo in cui ci sia una persona positiva e che uno dei componenti del nucleo familiare si sia positivizzato. Quindi immagino che che faccia parte poi della casistica avere una persona all'interno di un nucleo che possa diventare positivo al virus. Sindaco, oggi è stata una giornata particolare perché è stato dato l'addio a Adriano Trevisan. Sì, confermo, questa mattina è stato seppellito nel cimitero di Vo Vecchio il caro Adriano Trevisan in una cerimonia strettamente privata. Questo è il tragico, diciamo, quello che è successo oggi. Insomma, siamo tutti vicini alla famiglia Trevisan proprio per in questo momento proprio in cui, tra l'altro, dobbiamo dire, in cui la sindaca ha avuto un altro lutto in famiglia non più di 2 anni fa. Questo, insomma, porta ancora più tristezza. Senta, è riuscito a parlare con i familiari in queste ore? No, in queste ore non sono riuscito a contattarli, però insomma so che ecco, è una cosa, loro hanno voluto fare una cerimonia strettamente privata e quindi rispetto assolutamente alla loro volontà. E comunque sono a loro vicini in questo momento, anche se non ho partecipato alla cerimonia. Senta, fra poche ore sarà un mese esatto dall'inizio di questa emergenza che vide proprio Vo al centro all'inizio, insomma. Come ricorda quelle ore del 21 febbraio? Io per 2 settimane ho vestito con l'adrenalina ai massimi livelli, per cui è come un treno che ti... Vediamo se si è bloccato. Eccolo. È andato un attimo. Sì, è andata un attimo via la linea. Mi diceva un treno che è passato sopra. Assolutamente, uno tsunami praticamente, quindi che ha travolto tutto e tutti e devo dire che ho trovato una squadra eccezionale che mi ha dato una mano e tutta la comunità che si è stretta attorno a noi e quindi ci ha aiutato in modo esemplare. E fa anche piacere aver ricevuto una lettera da parte della Sua Eccellenza il Prefetto di Padova, che ha ringraziato
e ha ringraziato tutta l'amministrazione e tutta la comunità per l'esempio che ha dato in questo momento così difficile. Stante il fatto che siamo ancora nell'emergenza e quindi però in questo mese qual è stato il momento peggiore secondo lei? Beh, il momento peggiore è stato quando hanno chiuso praticamente, hanno creato questo cordone sanitario attorno al nostro piccolo comune e abbiamo dovuto sottostare a questa prigionia, pur sapendo che appunto nei posti di blocco c'erano le nostre forze militari, ma ti dà sempre una sensazione di costrizione. Non è un'esperienza positiva. Essere prigionieri, per quanto diciamo, per le ragioni che giustamente hanno portato alla chiusura, essere prigionieri non è una sensazione piacevole. Abbiamo reagito bene, abbiamo dimostrato che abbiamo cambiato un attimo quello che sembrava una nota negativa per Vo, l'abbiamo girata, abbiamo visto che impegnandoci tutti assieme abbiamo dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare. Vo adesso è diventato un caso da studiare. Beh, lo è, si chiama la letteratura italiana e non solo, anche internazionale, insomma lo chiamano il modello Vo, e quindi è un modello che sta facendo scuola e dal quale io spero la comunità scientifica sappia ottenere dei risultati utili per elaborare poi tutti gli studi per rendere questa malattia meno aggressiva. Come le vede le prossime settimane? Qual è la sua sensazione? Io ho la sensazione netta che questa situazione durerà ancora più di qualche settimana. Ho la netta sensazione che questo sia solo l'inizio e che dobbiamo abituarci a rivedere parecchie cose, perché a mio avviso non sono sicuro che ai primi di aprile cambierà qualcosa. Quindi a mio avviso la situazione permarrà fino alla tarda primavera. Le chiedo un'altra cosa, dicevamo, voi è entrato diciamo, nel linguaggio comune, è diventato un paese famoso in tutto il mondo. Queste restrizioni, chiaramente Vo è stato il simbolo di una restrizione perché c'è stato proprio una chiusura, un isolamento totale del comune. Oggi il Presidente Zaia ha firmato l'ordinanza per dare maggiori restrizioni, insomma voi che avete vissuto all'interno di un paese isolato, cosa dite a quelli che ancora adesso vanno in giro? Insomma? Io devo pensare che 3 settimane fa avevo 89 o 90 positivi e che ora praticamente penso che non siano più di 6-8, che tutte le persone positive si sono negativizzate tranne qualcuna e che ci sono solamente 6 positive nell'ultimo test che sono sotto controllo. Dico che questo è l'unico sistema per uscirne, è l'unico sistema per uscirne. Non ci sono altri sistemi per riuscire a controllare. Bisogna restare a casa, non bisogna muoversi, non bisogna frequentare assieme locali eccetera. E adesso la restrizione di Zaia giustamente dice una sola persona al massimo per ogni nucleo familiare, anche nei supermercati, non bisogna fare aggregazione e questo è basilare, importantissimo, e non ci sono scusanti e non ci sono scorciatoie e bisogna applicare rigidamente la normativa. Chi sbaglia deve pagare, chi sbaglia deve andare in galera, non ci sono scorciatoie e non ci devono essere sconti per nessuno, questo è quello che penso. Benissimo, è chiarissimo, grazie allora al sindaco di Vo, Giuliano Martini, grazie e buon lavoro, insomma la vostra attività come sindaci prosegue, anche perché dovrete vigilare un po' perché queste restrizioni vengano attuate. Grazie, buon lavoro a Giuliano Martini, grazie, arrivederci e grazie. Questa la situazione appunto a Vo, avete sentito le parole, l'unico modo per uscirne ed l'esempio di Vo è chiaro, l'unico modo è quello, cioè restare in casa e evitare appunto di uscire se non
per casi di necessità assoluta. Che sia una pandemia e che sia un'emergenza a livello mondiale lo testimonia anche il fatto che, ad esempio, leggiamo New York chiude tutti a casa tranne i lavoratori dei servizi essenziali. Siamo a New York negli Stati Uniti. Decisione appunto presa dal sindaco di New York, quindi la chiusura delle attività, il restare in casa è ormai un appello, è una decisione che viene presa trasversalmente. E allora sentiamo anche parole di una certa importanza e un monito ovviamente che arriva addirittura dal segretario dell'ONU Antonio Guterres, che dice: anche nelle nazioni più prospere il sistema sanitario è ormai sotto pressione, se lasciamo al virus la possibilità di diffondersi, soprattutto nelle regioni più deboli del mondo, potremo avere milioni di morti. Così allora il segretario dell'ONU Antonio Guterres, sentite il suo messaggio. Even in the wealthiest countries, we see health systems buckling under pressure. Health spending must be scaled up right away to meet urgent needs and the surge in demand, expanding testing, bolstering facilities, supporting healthcare workers, and ensuring adequate supplies with full respect for human rights and without stigma. It has been proven that the virus can be contained, it must be contained. If we let the virus spread like wildfire, especially in the most vulnerable regions of the world, it would kill millions of people. As we need to immediately move away from a situation where each country is undertaking its own health strategies to one that ensures in full transparency a coordinated global response, including helping countries that are less prepared to tackle the crisis. Queste le parole del segretario dell'ONU Guterres, sono parole molto forti. Vi faccio rivedere il conto corrente per le donazioni al Veneto, eccolo qui. È importante partecipare, chi può, chi vuole, insomma, lo ha detto anche Zaia in questi giorni, insomma, chi ha la possibilità. Certo non è la quantità, chiaramente la quantità è importante se ci sono possibilità economiche, ma è anche il gesto che fa capire, che fa comprendere il senso di unità, insomma, che in questi giorni deve essere trasversale per tutti. IBAN, il codice lo vedete, causale sostegno emergenza coronavirus, intestato Regione del Veneto, e è un strumento molto importante, soprattutto in questo periodo, lo ha detto, l'avete sentito anche Zaia, di emergenza sanitaria, anche di approvvigionamento di strumentazioni sanitarie. A questo proposito il governatore Zaia ha voluto ringraziare per tutti un veneto molto noto, il patron di Banca Mediolanum Ennio Doris, che ha donato al Veneto ben 5 milioni. Ho sentito il suo ringraziamento a Doris. Voglio ringraziare oggi una persona in particolare. Ci siamo sentiti, pensate, ieri mattina in maniera molto veloce, e lui ama il Veneto, questa persona e la sua famiglia, sono molto legati al Veneto. Ho insistito io per poter dare comunicazione, non voleva, e mi ha chiesto di come stanno andando le cose e si tiene costantemente informato su questo. Mi ha detto quali sono le necessità, gli ho detto: guarda, noi abbiamo bisogno di comprare macchinari, se hai macchinari o qualche contatto è come fosse ossigeno per noi, no? Oppure risorse per comunque pagare quelli che abbiamo comprato. E questa persona è Ennio Doris, e ieri ha versato 5 milioni di euro alle casse della regione per sostenere le iniziative sul coronavirus. Io penso che al dottor Doris debba essere riconosciuta la stima e ringraziamento da parte di tutti i veneti per quello che ha fatto, per il grande segnale che ha fatto, che avrà un duplice effetto. Il primo, che è quello di aver donato una cifra così importante, ieri dicevamo €1 ad abitante, no? 5 milioni di euro, e che è importante per noi. Pensate solo che vuol dire
almeno 150 postazioni di terapia intensiva, vuol dire che un ospedale se lo fa tutto con questo versamento. Dall'altro è un grande apripista, perché io immagino che apra la stura poi a tutta una serie di imprenditori che sono assolutamente, come si può dire, stimolati a seguire questa strada, una strada importante. Dopodiché non importano le cifre, però penso che la macchina veneta si sia sempre distinta nelle tragedie. Questa è la più grande tragedia che abbiamo toccato. Quindi un ringraziamento veramente di cuore al dottor Doris, a tutta la sua famiglia per questa scelta. Qualcuno dice sempre, ma tanto versano perché hanno i soldi. Io ne conosco tanti che hanno i soldi e non versano mai niente. Bon. 5 milioni di euro sono comunque 5 milioni di euro. Girateli come volete. Potete essere ricchi quanto volete, ma sono sempre 5 milioni di euro. E non aggiungo altro. Quindi veramente un ringraziamento al dottor Doris e, ripeto, alla famiglia, perché è stata una scelta di tutta la famiglia di fare questo versamento. E vi dirò che lui si è assolutamente messo a disposizione, ci siamo sentiti un paio di volte ieri, con una umiltà e un amore nei confronti del Veneto, e mi ha detto: mi sono veneto e voglio essere a fianco ai miei concittadini e voglio fare qualcosa a favore della mia terra. Così il presidente Zaia, adesso la pubblicità, poi torniamo subito. Rieccoci in diretta. Allora adesso abbiamo un altro sindaco in collegamento Skype ed è il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro. Buonasera. Sindaco, allora buongiorno, chiedo anche a lei un po' così com'è la situazione da voi, ci fa un po' il prospetto di una città importante come Chioggia, insomma, che per la provincia di Venezia è importantissima? Sì, certo, i dati che dispongo io vedono nella nostra località 40 casi di positività, molti di questi sono in isolamento domiciliare, mentre alcuni sono ricoverati, per lo più nella struttura ospedaliera di Dolo, mentre uno solo è ricoverato nell'ospedale di Chioggia. Questi sono i numeri che attualmente dispongo, che mi vengono forniti dall'ULSS 3 Serenissima. Mentre c'è stato un po' un aspetto di... dovevo ricevere anche i nominativi da parte della protezione civile, questi però in un primo momento erano disponibili, dopo c'è stata una comunicazione con il quale per motivi di privacy non ci sono più stati forniti e sono stati sospesi. Quindi non dispongo dei nominativi dei soggetti ricoverati e dei soggetti positivi. Questa è una criticità che è stata sollevata ieri da numerosi sindaci, perché è un sorta di ostacolo per voi sindaci non avere questa informazione, ma più tardi sentiremo Paola Roma, che è la presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, che ci ha detto che probabilmente la situazione si è sbloccata, quindi forse potrete riavere questi nominativi. Insomma, è stato probabilmente arrivata una nuova circolare che vi consentirà, perché voi sindaci che siete i presidi sanitari sul territorio, insomma queste cose le dovete sapere. Molta inquietudine, i dati purtroppo di questi giorni raccontano di un contagio che non si ferma. Da primo cittadino cosa le dice la gente, cosa le chiede, insomma, quali sono i messaggi? Allora, da una parte c'è l'aspetto medico-sanitario con delle rassicurazioni, in quanto il nostro territorio, ma tutto il territorio, viene monitorato, controllato ed è attenzionato, e questo rincuora. Diciamo che fa parte del diffondersi del virus questa situazione, questo contesto. L'unico rimedio è quello di non uscire di casa e evitare i contatti sociali. Mentre ricevo molte telefonate, mail, messaggi da parte dei cittadini che mi chiedono di restringere ancora di più i provvedimenti già in essere. Oggi, proprio questa mattina, ero in procinto di fare un'ordinanza sindacale con la quale provvedere a ulteriori restrizioni. In contemporanea c'è stata anche la conferenza del governatore Zaia, che ha anch'egli fatto una ordinanza per la quale l'ho rivista e calibrata nuovamente la mia, perché alcune erano già incluse nella sua, e quindi ho fatto un ulteriore provvedimento di restrizioni. In modo particolare ho vietato in aggiunta i cimiteri. Chiaramente le inumazioni e le tumulazioni saranno sempre eseguite, e anche la tumulazione dei feretri con la presenza dei stretti cari sarà garantita, è possibile fare.
Inoltre ho limitato le aree di accesso dell'arenile, sia di Sottomarina, di Isola Verde e della diga. In queste aree non sarà possibile accedervi. Questo non tanto in primo momento per evitare di fare assembramenti da parte dei cittadini, ma anche per mettere nelle condizioni le forze dell'ordine di verificare meglio il territorio, concentrando i flussi sulle arterie principali, altrimenti ci sarebbe anche una difficoltà concreta nell'eseguire i controlli. Ecco, controlli che immagino si intensificheranno, quindi anche proprio a maggior ragione. Certo, assolutamente sì, soprattutto nel weekend e soprattutto con le belle giornate. Magari le persone sono incentivate ad uscire e fare comportamenti che non sono leciti e che non sono permessi. Ho visto personalmente anche una coppia portare il cane nel proprio bagagliaio e andare in spiaggia. E questo mi sembra non rientri tra nessuna delle indicazioni fornite nel DPCM, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero che ci si può spostare solo per comprovate necessità, motivi di lavoro o salute. Ecco, questi sono comportamenti sbagliati, forse la gente non l'ha ancora compreso fino in fondo la gravità della situazione, è giusto ribadirlo, è giusto essere incisivi e forti, bisogna rimanere assolutamente a casa. Senta, secondo lei poi c'è questa questione, nell'ordinanza regionale c'è anche la chiusura dei negozi alimentari, tutti i negozi che non siano farmacie, parafarmacie, edicole, anche la domenica. C'è invece una nota di Palazzo Chigi che su questo dice dovranno restare aperti, adesso bisognerà capire come verrà poi uniformata nelle decisioni del governo di queste ore. Qual è il suo pensiero? Su chi prevale non lo so, spero prevalga il buonsenso, penso prevalga un aspetto diciamo di tutela per tutti i cittadini e per tutte le persone che sono coinvolte. Io credo che tutti i provvedimenti che possano essere maggiormente incisivi devono essere applicati, pongo però particolare attenzione per quanto mi riguarda su alcune considerazioni, ad esempio in primis sui trasporti. Mi preoccupa molto la situazione dei trasporti, degli autobus che sono pieni in determinati orari, sia anche vaporetti o altri mezzi di trasporto, e quindi o si potenzia la linea dei trasporti con un'esplosione dei costi, e questa la vedo anche un'opzione poco percorribile, o dal mio punto di vista bisogna dotare tutti i passeggeri di mascherine FFP2, quelle con i filtri, che si è al sicuro e riparo da eventuali contagi. Mascherine che ad oggi mancano, non si trovano da nessuna parte. Io ho dovuto fare un video appello, un video messaggio di appello per rintracciarne alcune da fornire agli agenti di polizia municipale e ai volontari della protezione civile. Mi ha risposto un cittadino che mi ha detto, mi ha fatto anche mi ha emozionato, perché ha detto: sindaco, io ho 2 mascherine, una la tengo per me, una la posso anche dare anche a voi. E un privato, un'agenzia che aveva a magazzino una confezione e ci ha dato una confezione di 30 mascherine FFP2 e le ha portate direttamente al comando di polizia municipale. Questo è un ottimo comportamento e ringrazio questi privati, ma dobbiamo essere più incisivi e massicci e avere a disposizione questi DPI che attualmente oggi sono introvabili. Bene, allora grazie al sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro. Cosa vuol dire ai suoi cittadini? Un messaggio? Voglio rassicurarli che andrà tutto bene, anche lo slogan che abbiamo lanciato con i ragazzini per raccogliere tutti i disegni, assolutamente di rimanere a casa, di muoversi solo nei casi previsti dalla legge. Questo deve essere un messaggio chiaro e forte che voglio lanciare a tutti nell'interesse della collettività intera. Grazie allora, grazie al sindaco di Chioggia Alessandro Ferro e buon lavoro, voi che sindaci siete sempre in trincea, grazie davvero. Così il sindaco di Chioggia. Allora, ci sono i dati della protezione civile in questo momento, i dati della protezione civile nazionale. Allora, vi dico qualche dato in questo momento. Sono complessivamente, lo dice Borrelli, il capo della protezione civile, 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.670, di ieri di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati
comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto 47.021. 47.021 contagiati in Italia, comprese le vittime. Vediamo le vittime, superate le 4.000 vittime in Italia per coronavirus, 4.032 con un incremento rispetto a ieri di 627, è il maggior incremento dall'inizio dell'emergenza, sono i dati nazionali, fra poco dovremmo avere anche il dato regionale di oggi. Ieri l'aumento era stato di 427, c'è stato un aumento di 627. Questi i dati che sta fornendo il capo della Protezione Civile Borrelli, sono 2.655 i malati ricoverati in terapia intensiva in Italia, 157 in più rispetto a ieri. Vediamo se c'è anche il dato regionale, non ancora, lo stiamo attendendo e evidentemente questo dato nazionale inquieta ancora di più. Lo ricordo, il dato di questa mattina in Italia, in Veneto, scusate, di 4.031 contagiati. Vedremo come cambierà e come incrementerà. Evidentemente è sostanzialmente impossibile pensare a una cosa diversa da un incremento, l'abbiamo ormai capito in questi giorni. Ecco, forse ce l'abbiamo, vediamo se è arrivato, eccolo qui. Allora, lo leggiamo in diretta. Ore 17, no, questo è un vecchio aggiornamento, scusate un attimo e vediamo, scusate un attimo. Allora facciamo così, ve lo do fra qualche secondo per appurare la bontà del documento. Intanto parlavamo dei controlli. A Treviso continuano i controlli. Lucio Zanato ha fatto un giro con la polizia locale, ma ci sono controlli anche della polizia e delle altre forze dell'ordine. Allora vediamo il servizio di Lucio Zanato. Chi si sposterà e creerà comunque assembramenti sarà anche sanzionato attraverso la videosorveglianza. Ricordiamo che la videosorveglianza può essere utilizzata a livello penale, quindi per procedimenti penali. Utilizzeremo anche la videosorveglianza per riconoscere le persone che fanno assembramento. Caccia aperta a chi viola le regole anticontagio. Tutti gli occhi elettronici di Treviso inflessibili nella ricerca di chi si sposta in gruppo o peggio organizza feste o grigliate di condominio. È solo una delle norme restrittive messe in campo dalla Polizia Municipale di Treviso, che venerdì è uscita in massa anche con il drone per controllare se chi transitava in auto lungo il Terraglio o la Pontebana aveva dei buoni motivi per farlo. Tanti veicoli fermati in un paio d'ore, segno che c'è ancora troppa gente in giro in un momento dove i contagiati sono in costante crescita. Per questa mattina abbiamo terminato, sono state identificate 51 persone e di queste 51 persone 3 sono state denunciate in quanto stavano circolando senza un valido motivo. Non occorre fare i furbi, soprattutto perché intanto si mette in pericolo la propria salute, si mette in pericolo la salute degli altri e poi ci sono delle sanzioni pesanti, quindi bisogna stare a casa. Ricordiamo che è penale, quindi si finisce davanti al giudice. Esattamente, pur essendo un reato cosiddetto minore, comunque è sempre un reato, per cui si rischia anche la fedina penale, si va davanti al giudice e si paga una sanzione. E sicuramente finirà davanti al giudice l'uomo che ieri presso lo stadio Monigo è stato fermato da una volante mentre era in auto con altre 2 persone. Incrociando i dati, i poliziotti hanno scoperto che è un possibile contagiato evaso dall'isolamento fiduciario, con divieto assoluto di spostamento dalla sua abitazione. Stessa sorte, ma con più capi di imputazione, toccherà anche ad un padovano e un vicentino immortalati dalle fototrappole mentre abbandonavano rifiuti a Castelfranco. Per loro non solo le sanzioni riservate agli ecovandeli, ma anche quelle per il mancato rispetto delle norme anticontagio. Insomma, agenti e tecnologie per obbligare chi proprio non vuol capire a rispettare la salute propria e degli altri. Poi c'è chi le regole le rispetta, come questo ciclista fermato lungo il Terraglio. Sono andato a il pane, c'avevo a casa e da là non mi muovo più. Ma visto che ha fatto i controlli, non si scherza mica. E l'ha fatto bene, ma mi sono d'accordo. Ci vediamo. Il servizio di Lucio Zanato con questi controlli, avete sentito insomma quali sono
le restrizioni, quali saranno i controlli, quindi anche con la videosorveglianza. Adesso torniamo invece alla questione della Cura Italia e quelle che sono le misure del governo. C'è un documento molto critico di Confindustria Venezia e Rovigo del presidente Marinese, adesso ve lo leggeremo, prima però, dopo vedremo anche questo, prima però volevo farvi sentire le parole di Herbert Dorfmann, europarlamentare del Südtiroler Volkspartei, che parla delle misure dell'Europa. Tanto si parla in questi giorni anche per scusate, l'Italia. Allora sentiamo prima il Dorfmann dell'Unione Europea e poi leggeremo quelle che sono le parole molto dure invece sul governo da parte di Marinese, del presidente di Confindustria Venezia Rovigo. No, non è questo Dorfmann, evidentemente. Herbert Dorfmann con il non è questo, no, non è questo, ve lo dico già. Allora facciamo così, torniamo invece alla questione, perché le notizie si stanno accavallando, come potete capire. Dramma Merlara, la questione della situazione della casa di riposo di Merlara. Ne ha parlato stamattina Chiara Gaiani, dovremmo avere questo servizio che riguarda un caso particolare di una casa di riposo e poi torniamo subito in diretta con un'altra notizia che stiamo approfondendo. Questa notte ci sono avuti 3 decessi, 1 in ospedale e 2 in struttura. Ora in struttura sono rimasti 60 persone, delle quali tutte contagiate. Praticamente il nostro pensionato è diventato un hub. Un dramma in un momento difficile, quello che vive in questi giorni l'IPAB Pietro e Santa Scarmignan di Merlara. Le parole del sindaco Claudia Corradin sono chiare. Erano 74 gli ospiti anziani di questa struttura prima che il Covid facesse la sua comparsa. 7 sono morti a causa del coronavirus. I 60 che restano sono tutti contagiati. La situazione è difficilissima, soprattutto per quanto riguarda il personale. Anche il personale è decimato, ci sono 25 positivi e quindi 20 persone che devono prestare servizio con turni massacranti giorno e notte. Servono al più presto operatori sociosanitari e infermieri, il grido d'allarme. Fortunatamente abbiamo 2 medici di base che sono ancora sani e lavorano indefessamente da quando è scoppiata la situazione. Anche il personale amministrativo è stato decimato. Poco più di 2.700 residenti nella Bassa Padovana a Merlara si sentono abbandonati e la situazione della casa di riposo è quasi allo stremo. Noi speriamo di avere aiuto e una modalità diversa di gestire questa casa di riposo, perché noi con le nostre forze come Consiglio di amministrazione della casa di riposo, come amministrazione comunale non riusciamo più a gestirla. Così a Merlara, ma c'è una notizia che viene data dal diretto interessato. Il sindaco di Conegliano Fabio Chiesche sulla sua pagina Facebook ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Allora sentiamo le sue parole, quindi il sindaco di Conegliano Fabio Chiesche. Peraltro avevamo questa mattina in collegamento telefonico, ci parlava dei controlli che partiranno domani sulle colline del Prosecco con i droni. Sentite Fabio Chies. Buongiorno a tutti cari amici, purtroppo non avrei mai voluto fare questo video, ma per precauzione oggi ho fatto il tampone ed è risultato positivo, per cui per i prossimi 14 giorni dovrò stare a casa come staremo a casa tutti. Volevo solo dirvi che in questi giorni abbiamo fatto tutto quello che si poteva, abbiamo messo in piedi una grande struttura che in questo momento sta fornendo aiuto a tutti gli amici di Conegliano e soprattutto alle persone anziane. Volevo ancora dare un grande ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando perché questo incubo finisca presto. E sto bene, volevo rassicurare tutti, però purtroppo questo virus è una cosa subdola
Ho preferito, onde evitare ogni tipo di problema, fare questo tampone preventivo e dal tampone il risultato positivo. Ragazzi, stiamo uniti, stiamo tutti assieme, combattiamo questa lunga battaglia. Io continuerò a coordinare da casa, come stavo facendo anche negli ultimi giorni, tutta la macchina degli aiuti. Devo dire anche che io mi ero già isolato da 15 giorni, ma questo non è funzionato, e sta a testimonianza del fatto che dobbiamo veramente uscire pochissimo di casa. È una battaglia dura, è una battaglia che impone sacrificio, ma è una battaglia che vinceremo tutti assieme. Per cui oggi vi mando un grande abbraccio virtuale e faccio un video un po' più sorridente del solito. Sicuramente siamo tutti preoccupati, ma devo dirvi che abbiamo un grande sistema sanitario e devo dirvi che dobbiamo stare a casa. Io sarò costretto a starci, ma da qui vi abbraccio tutti. Conegliano è una grande città, una grande comunità, e ne usciremo veramente più forti che mai. Viva Conegliano, viva l'Italia e viva tutti gli amici che mi staranno vicino in questo periodo e io starò vicino a loro. Grazie e buona serata a tutti. Queste le parole del sindaco di Conegliano, dunque Fabio Chies, che ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Mi dicono che siamo in chiusura, è così? Mi date conferma? Mi date conferma? Allora, sì, allora fra pochi minuti il telegiornale del Veneto, poi Venezia, poi il telegiornale di Treviso, poi dalle 20 alle 21 nuovamente l'edizione straordinaria. Fra poco con il telegiornale del Veneto.